Poi al tornare a insegnare un'altra volta sulla riva del mare, e la int che si era date donne attorno di lui, e era tante che al scugni montà e sentassi su una barca tal miez dal mare, biel che la folle era restata a tiare sulla riva. Ur insegnava nevore di robis, con gli parabolis e tal il suo insegnamento diceva: «Ascoltate, il semenador al salta fuori a semenà, al capita che intanto che lui agliere da ora a semenà, une par de semence e colà sul troi, arrivare in ucei e la beccarin. Une part e colà sunt un terren plen di class, la che non diere qui sacetiere, e a menà da urman, par via che il terren agliere poc fond. Ma appena caglieva il sorelli e forsi nide dal chialt, e novint lidri si secchia. Un'altra parte e colà fra miez de spinis, e gli spinis cressudes le schiafoarin, di mod che non buttanuie. Altri parts, però, a colarin tal terren bon e a buttarin. Di fat, e vigni su e si sviluppa, buttan c'è 30, c'è 60 e c'è 100. Poi al zontà, che il calaurele sparcapì, cal capissi. Quando calfò di Besaul, i discepoli, insieme coi 12, lo interpellarin a riguardo des parabolis, e lui o rispondè. A voatris us è stato dato il mistero del ream di Dio, ma perché che son fur, tutto al succede in parabolis. Perché chialant a chialin, ma senza viodi, ascoltin ma senza capì, di modo che non succede di convertirsi e che ursedi tut perdonato. Urdis, non capiso queste parabole, e ci but capireis allora tutti le parabolis? Il semenador al semena la paraule. Ande di che son sul troi, la che la paraule ven semenade, appena che le ascoltin, arriva subito Satana e parte via la paraula semenata in loro. Ande anche di che sono semenati su un terreno plen di classe, che lì, appena che sentono la paraula, le accettano con gionde. Ma stant che non hanno le dris dentro di sé, par via che sono clopadiz, appena che capita una tribolazione o una persecuzione per colpa di paraule, subito si scandalizzano. Ande anche atris, che sono semenati fra mezzo de spinis, a son che ascoltin la paraule, ma plombin i fastidis di chismond, l'imbrois de richiezis, lis bramis di robis dutis differentis, e a schiafoin la paraule, che diventa sterpe. Per ultims, a son che sono stati semenati sul terren bon, a son che ascoltin la paraule, le accettin, e a butin qui il 30, qui il 60 e qui il 100. Ur diceva, si chioglie al forse il lampione permettilo so dal mio giut, o so dal liet, o no invece permettilo sul candelier. Di fatto non de robe platate che non vedi di essi palesate, ni robe segrete che non vedi di vigni fur in plena luce. Che il calaurele sparcapì, cal capissi. Or diceva anche, stai attento a ciò che ascoltais. Con che misure che misurais, us vignerà misurat, anche a voaltris, e us vignerà reungiut anche a modi plui. Perché che a di che calà, i vignerà dat, ma a di che non là, i vignerà chiolt anche ce calà. Or diceva, il ream di Dio è proprio così, come un uomo che la buttata della semenza dal terreno e poi al duare al vegle di dì e di notte. Intanto che la semenza butta fuori e a chiappepì, senza che neanche lui non seppi c'è modo. Il terreno al butta di Besol, prima erbe, poi spì e poi al spì il fermento sglonf. Quando poi il prodotto è maduro,
Si spessè a metti man alla sesule, perché gli arrivava l'ora di seselà. Ur diseve anche, a c'è podino metti a pari il ream di Dio? O ben, con c'è paragon podino figuralo? Alle come un grignal di senape, che quando calven seminato al terreno, alle il più minuti di tutte le sementi che sono sulla tiare. Ma una volta seminato, al cres e al diventa più grande di tutte le sierbis, e al butte fu ramazzo tan grande che gli uccidi dal cielo a poi di là parassi sotto le sue ombrene. Con tanti parabolis come questi, ur predicava la paraule, secondo che erano in grado di capire. E senza parabolis non ur fevelava, ma dopo ai discepoli ur sclariva tutto a parte. In che stesse dì, sorsere ur dis, passin su che altre rive. E loro, mandat via la int, lo chiappin su, così come cagliere sulla barca, biel che altri sbarchis i levin da ur. Si dischiadenne un gran burlaccio di aiar e le sondi si plombavano sulla barca, che di fatto la barca era di bozza plene. Lui intanto era sul daur de barca e al dormiva su un cuscino. Allora lui svein e disse, Mestre, non ti porti al proprio nuie come urin? Allora lui, sveato, il gridò all'aiar e disse al mar, Tas, quietiti. E l'aiar al cessà e tut si bonà. Allora ur disse, Parcemo seso così spauroso? Non vedo neanche mono fede? Allora loro acchiapparono un gran spavento e si dicevano un culatri, qui è il mo che par fin l'aiar e il mar iu budissin?